Noi ci stiamo impegnando in questi giorni con i direttori generali proprio per definire un percorso che ci permetta a noi come organizzazione sindacale di tutelare l'utenza, garantire al personale interno di lavorare senza stress e creare le condizioni anche per immettere nuove professionalità, quindi infermieri e medici, proprio per potenziare un po' quello che è la mission ospedaliera. Noi siamo molto preoccupati per quanto riguarda l'azienda Cannizzaro, dove apprendiamo che verrà chiuso il pronto soccorso pediatrico. C'è una situazione grave soprattutto ai carichi di lavoro in neonatologia, dove noi da mesi chiediamo che venga potenziato i turni degli infermieri e dei medici. Quindi noi su questo auspichiamo che i direttori generali avviino un confronto serio, proprio perché noi riteniamo che il confronto con le organizzazioni sindacali deve essere primario, perché noi siamo portatori di istanze dell'utenza e da parte dei lavoratori interni. Quindi noi vogliamo che in questo confronto l'utenza venga privilegiata e soprattutto venga garantito ai lavoratori un percorso che permetta aumenti di carriera e nuovi concorsi proprio per potenziare l'organico ed erogare più servizi all'utenza e alla collettività.